Libri del profeta Baruch. Quistis sono le parole dal libro che Baruch, figlio di Neria, figlio di Massia, figlio di Sendizie, figlio di Asadie, figlio di Kelchie, scrive in Babilonia, dal quintan a sia dal mese, quando i Caldeos hanno chiappato Gerusalemme e le hanno brusate col fuoco. Baruch a lei le parole di questi libri, presenza di Econie, figlio di Joachim, re di Giude, e presenza di tutto il popolo venuto per sentire lei i libri. Presenza dei grandi, dei figli del re e degli anziani e presenza di tutto il popolo, dal più piccolo al più grande. Venga stai di due che vivevano in Babilonia attorno dal fiume Sud. Loro avevano, aggiornavano e appreavano denando al Signore. Acchiapparono so anche un po' di base secondo le possibilità di ogni don. E io mandarono a Gerusalemme a Joachim, figlio di Kelchie, figlio di Salom, il predi, a che altri predis, e a tutto il popolo cagliere con loro a Gerusalemme. Quando Baruch acchiappò i vasi di chiesa del Signore, che erano stati portati via dal Tempio per tornare a portare le terre di Giude, si era ai dis di Sivan. Ieri in vas di Arent, che aveva fatto tornare a fare Sedicie, figlio di Giosuè, re di Giude, dopo che Nabucodonosor, re di Babilonia, aveva deportato di Gerusalemme e menato in Babilonia gli Econie, i principi, gli artesani, i sorestani e il popolo de terre. Urmanaren a di, nus mandin beis, comprai pari olocaust, sacrifici per i peccati e incensi. Fazete una oblazione e offrite sull'altare del Signore nostro Dio. Per anche per vite di Nabucodonosor, re di Babilonia, e per vite di Baldassar, Sofè, perché loro dis sulla tiare e sidin come i dis dal cielo. Che il Signore nos dia di forze e nos faci luz dei nostri svoi, perché potete vivi sotto l'ombrene di Nabucodonosor, re di Babilonia, e sotto l'ombrene di Sofè, Baldassar, di modo che potete servire per tanti anni e città grazie denandi loro. Pregate anche per noi il Signore, nostro Dio, perché abbiamo peccato contro dal Signore, nostro Dio, e finta voi la rabbia del Signore non si è slontanata, e neanche la sua ira contro di noi. Leggete che libri che us mandin. Facelo lei a fuarte chiesa del Signore in dì di feste e in altri dì che le din ben. Poi ben, o desares, al Signore nostro Dio la giustizia, a noi invece la vergogna delle nostre muse, come in questo dì, per gli uomini di Giude e per Gerusalemme, per i nostri re e per i nostri sorestani e per i nostri predis, per i nostri profeti e per i nostri uomini, perché abbiamo peccato davanti al Signore. Abbiamo disobbedito e non abbiamo ascoltato la voce del Signore, nostro Dio, camminando con i suoi comandamenti, che il Signore nos aveva messo davanti. Da dì che il Signore ha fatto saltare fuori i nostri uomini dall'Egitto, fin di voi siamo stati schiavestri squintri dal Signore, nostro Dio, e non abbiamo voluto ascoltare la sua voce, per la quale non sono plombate intorno le disgrazie e la maledizione che il Signore aveva professato a Mosè, suo famiglia, la di che ha fatto saltare fuori i nostri uomini, dei terre dagli Egitto, per darnos una terra la che spisulin latte mil, come che voi al succede. No, non vi ascoltate la voce del Signore, nostro Dio, in tutte le parole dei profeti che nos aveva mandati, ma in las ogni don da de voce del suo cor triste, servindo Dio forest e facendo ciò che è male per voi del Signore, nostro Dio.